già prima della pandemia, ma poi in seguito anche quasi 2 anni di chiusure o di poco lavoro della pandemia, è stato difficile per per le attività economiche presenti, somministrazione soprattutto cibi e bevande, rimanere in piedi, insomma, ecco, questo è il discorso, perché gli affitti sono quelli che sono, i costi del personale sono quelli che sono. Per 20 anni vicepresidente vicario di Ascom Confcommercio Marghera, consigliere comunale a Venezia dal 2000 al 2005 ed ora, dopo una vita di lavoro nel settore farmaceutico, consulente dell'organizzazione eventi dell'Associazione Marghera 2000, Paolo Dall'Agnola è nato ed è sempre vissuto a Marghera, della quale oggi, all'alba degli 83 anni, rappresenta una preziosa memoria storica. Era peggio una volta che non adesso. Non dimentichiamo, qui ci sono state persone che sono state accusate di sequestro di persona, ai tempi che facevano i sequestri, gente che si è sparata dietro, qua, il Barredo Porte, va bene. Adesso c'è invece un altro tipo di criminalità, è quella cosiddetta microcriminalità che incide gravemente sul territorio e soprattutto è dovuta allo spaccio. Sarebbe bello che qui a Marghera ci fosse come una volta, non solo in termini così, solo più che altro di presenza, non di operatività, una sede di vigili urbani, che è lì dietro lì è, però è solo determinati giorni per determinate funzioni più che altro amministrative. Poche località possono vantare nella propria storia uno sviluppo fulmineo in termini demografici ed urbani come Marghera, ma l'esplosione industriale di 100 anni fa è oramai esaurita da tempo e anche il tessuto sociale è cambiato. Questa è forse l'area più multiculturale del comune di Venezia. Il problema è che loro vivono di una loro vita fra di loro. È difficile vedere che un cittadino extracomunitario partecipa ad iniziative del territorio, frequenti i locali del territorio, frequentano i locali loro. Sarebbe bello vedere di farli integrare